Succede alle 31, oggi 13 maggio, parlerà di scuola e soprattutto di bambini, quelle persone, poco nominate nei vari decreti fino a qui arrivati dal governo nell'emergenza appunto Covid-19. Lo facciamo con una puntata dedicata, l'abbiamo intitolata "Una nuova scuola, quale futuro per l'educazione dei più piccoli", e abbiamo invitato 2 referenti nazionali di 2 realtà che raccolgono le istanze di varie, persone che, lavorano e fanno della propria attività, quella con i più piccoli appunto, un mestiere e anche sono oltretutto genitori. Quindi insomma avremo modo di chiacchierare su, più, visioni e più fronti con Daniela Piazza, che ringrazio, referente per il Veneto del Comitato Amo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Daniela. E poi Carlo Ridolfi, coordinatore dell'associazione C'è Speranza se accade, rete di cooperazione educativa. Buongiorno Buongiorno. Carlo. E con cui insomma oggi discuterò di scuola, bambini, educazione e forse qualcosa di più, anzi sicuramente. E intanto ringrazio ovviamente le persone che ci stanno iniziando a seguire e partirei con entrambi, chiedo a entrambi quindi una questione che riguarda il piano per l'infanzia che è stato presentato dal Dipartimento dalla Famiglia, in particolare dalla ministra Bonetti, al Comitato Tecnico Scientifico che nei prossimi giorni dovrebbe decidere, se dare il via libera, o meno a delle linee guida pensate per garantire ai bambini, nella fascia prescolare e forse primaria, l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco, quello che nella fase 1 è mancato di fatto. Quindi, Mi sentiamo sia per male. Daniele che per Carlo, finalmente insomma bambini, cosa vi augurate, inizio con Daniela, per il futuro di questa, fascia di popolazione che non è Daniela, se vuoi Daniela, ci senti? E Daniela Piazza, se non mi senti fammi un cenno perché Elena, non ti no, sento allora non mai. ci sente. Comincio con Carlo allora, C'è Carlo. un disturbo anche sull'immagine. C'è qualche problema con Daniela? Comincio E io? intanto inizio con Carlo, se mi ha sentito. Sì. Sì? Sì, vai Carlo. Io non so se ne sono accorti. Allora Vado io, tranquillo. Non so se ne sono accorti all'inizio di tutta questa vicenda che ci sta vedendo coinvolti, ma DAD, cioè didattica a distanza, è un acronimo che in inglese significa papà. Non so se era intenzionale o non voluta la cosa. È curioso il fatto che quando si parla di famiglie e di bambini quasi sempre si parla di mamme, i papà sono un po' in retroguardia, però stavolta la didattica a distanza, che ovviamente comprende soprattutto le scuole primarie o secondarie di primo grado e di secondo grado, come si dice adesso, comunque dovrebbe aver coinvolto in parte anche i bambini della scuola dell'infanzia. Ci sono esperienze di tutti i tipi. Cosa ci aspettiamo? Non so bene, non so dire cose molto precise in questo momento perché il periodo è di grandissima incertezza. Direi che possiamo augurarci alcune cose.
possiamo augurarci che ci sia una sobrietà sul parlare di bambini. Abbiamo letto e visto di tutto in queste settimane, alcune cose anche sgradevoli e non condivisibili. Possiamo augurarci che ci sia finalmente il riconoscimento che i bambini e le bambine non sono dei soggetti minori, sono minori di età ma non sono minori di importanza, e possiamo augurarci finalmente delle decisioni. Io capisco bene che gestire una situazione del genere dal Presidente del Consiglio all'ultimo degli uscieri sia complicatissimo. Ciascuno di noi sarebbe messo in gravissima difficoltà perché la condizione è inedita a livello planetario. Nessuno era preparato a una situazione del genere. Mi aveva colpito qualche tempo fa qualcuno che diceva: si usa spesso la metafora bellica per parlare di questo periodo, ma è una metafora sbagliata, perché la guerra, cosa assolutamente orribile, almeno quella che hanno sperimentato i nostri genitori, i nostri nonni, non è arrivata da un giorno all'altro. C'è stato un processo storico che pian piano ha portato a situazioni di conflitto e di disastro. Il coronavirus è praticamente arrivato da un giorno all'altro. Noi ci siamo svegliati una mattina con un primo paziente a Voeo, quindi in Veneto, e da questo momento il mondo è completamente cambiato. Quindi è davvero complicato sicuramente prendere delle decisioni in questo periodo, però delle decisioni devono essere prese perché le famiglie non ce la fanno più, in termini molto, molto pratici ed elementari. Sì, Speriamo che arrivi a questo. chiedo a Daniela, so che, sei male, però se ci dice anche lei un suo parere sul futuro immediato. No, non ci sente, quindi insomma aspettiamo, vediamo se si risolveranno i problemi di Daniela Piazza di collegamento. Ovviamente abbiam fatto le prove ma non ce ne sono mai abbastanza, quindi insomma, continuo con Carlo e passo direttamente insomma alla domanda che volevo fare anche a Daniela: se poteste essere i consiglieri, insomma, della ministra Bonetti, quali punti portereste avanti come proposte imprescindibili in questo momento? Io credo che ci sia bisogno di una... Vedo Daniela, non so se è di nuovo con noi. Vediamo Non Daniela vorrei se ci fare... senti. Ecco, non riesco a sentirvi, E vi sento noi molto disturbati e faccio fatica a seguirvi, ragazzi. Daniela, se ci rispondi alla prima domanda, se l'hai sentita, cosa ti auguri per questa fase 2, per la scuola, i bambini, la fascia 0-6? Allora, ho sentito parte della domanda, ti rispondo, vediamo se ho capito corretto. Per quanto riguarda quello che noi ci auguriamo, intendi, da qui in poi, Sì. per questa fascia d'età? Allora, è una situazione storica, particolare, molto difficile e, la volontà è quella di ripristinare il prima possibile le abitudini di questi bambini, con un'azione sicuramente di sicurezza, con protocolli di sicurezza, idonei. Però quello che è mancato ai bambini, soprattutto della fascia 0-6, è sicuramente movimento e, tutto quello che è l'aspetto emotivo e sociale. Dobbiamo lavorare su questo, perché 2 mesi e mezzo di quarantena, 2 mesi e mezzo dove rapporti sociali, movimento e, come dire, sviluppo di quella famosa intelligenza emotiva che si sviluppa soprattutto in questa fascia d'età, è fondamentale che questi elementi vadano ripristinati. Se no creeremo davvero dei traumi che sarà difficile poi fare.
il movimento fisico, quindi correre, che sicuramente è molto importante, è molto molto importante, ma è il movimento anche proprio della mano, quindi dall'età dell'infante, quando è piccolissimo, la capacità di esplorare, di conoscere attraverso comunque i sensi, ma anche attraverso le mani, costruzione del proprio sé, la propria identità, e lo sviluppo del proprio potenziale. Nello stesso modo il bambino un po' più grande, quindi il bambino che magari va alla materna, 3, 6 anni, anche qui la mano, è operosa e di conseguenza c'è uno sviluppo cognitivo di un altro tipo, ma lo stesso importante che, farà sì che il bambino arrivi poi alle elementari con un'autoaffermazione, quindi una consapevolezza di se stesso ben consolidata. Tutti quei elementi portano al desiderio da parte di, come noi coordinatori, pedagogisti, educatori, e la volontà di portare queste creature alla loro routine, alla loro vita scolastica, ludica, che è importantissima. Quindi quello che speriamo è di avere sì dei protocolli di sicurezza ben validi, faremo delle modifiche alle strutture, interne, cercheremo di portare a conoscenza i genitori delle nuove modalità della scuola, perché la scuola dovrà inserirsi anche nella rete con il genitore in maniera differente rispetto a prima probabilmente, però il bambino deve tornare a scuola, deve tornare a scuola. Passo così alla seconda domanda che un po' mi hai anche già risposto. Cosa, come Comitato Educhiamo che rappresenti, sei la referente nel Veneto, cosa vi sentite di chiedere alla ministra Bonetti, ma comunque alla politica in generale, almeno 2 punti, da mettere sicuramente come tra le priorità? Immagino uno sia il ritorno a scuola nelle strutture e poi? Qui bisogna allora il comitato Educhiamo è un comitato che è un comitato nazionale che gode di più di 7.000 membri ad oggi. È un comitato che si è istituito nel giro di qualche giorno dopo l'arrivo di questa emergenza Covid-19. È diventato importante come comitato grazie anche al direttivo di Milano, che è stato un direttivo molto molto in gamba, che è riuscito a mettere insieme una serie di persone che hanno portato le istanze di tutte le scuole private, asili nidi e scuole dell'infanzia private sul territorio nazionale, portando queste istanze al governo attraverso enti vari come la FISMA, NISEI, insomma si è cercato di far sì di creare un ponte di comunicazione che prima mancava, anche perché diciamo c'era un comitato vero e proprio nazionale non esiste, soprattutto per la fascia 0-3, ma anche 0-6. La volontà è stata quella di creare un comitato apolitico e quindi di veramente interfacciarsi con genitori, operatori, titolari di scuole e di creare una rete che fortunatamente si è creata e si è creata anche all'interno di ogni regione. Noi siamo 2 referenti per il Veneto, io e la dottoressa Laura Recupero, che è la mia collega, con la quale abbiamo lavorato tanto in questi 2 mesi per cercare di sondare il terreno e di vedere quali tipi di esigenze effettive le scuole avevano e capire su quali elementi si poteva chiedere un aiuto. Si sa che soprattutto in Veneto le strutture per la fascia 0-3 sono più della metà private, non sono comunali. Quindi andare a cancellare tutta questa grande fetta di di scuole comporterebbe a settembre incredibile. Dove andrebbero a finire questi bambini che ad oggi vengono accolti in strutture private? I comunali non ce la fanno da soli. Quindi questa è la volontà di richiedere anche dei fondi,
dei contributi a fondo perduto. È su questo che ci siamo battuti anche con la ministra Bonetti, abbiamo chiesto aiuto, siamo state ascoltate. Il problema è che abbiamo un sacco di spese. Parlo anche da coordinatrice di nido, io ho un nido a Verona e mi posso permettere di parlare anche di costi vivi. Lasciamo perdere la cassa integrazione che deve ancora arrivare, ma non tutti i dipendenti hanno la possibilità di avere la cassa integrazione. Intanto ci devono essere dei prerequisiti. Dopodiché, chi è in maternità, le dipendenti che sono in maternità non vengono pagate dallo Stato, vengono pagate da popolari. Sì, ci sono poi gli sgravi fiscali, ma intanto dobbiamo tirarli fuori gli stipendi. Ci sono gli affitti, una cosa gravissima in tutti quanti i decreti. Gli affitti comunque noi non siamo stati inseriti come noi siamo accatastate, tendenzialmente le scuole sono accatastate con la lettera B. È stata inserita la lettera A, la lettera C per tutti quelli che sono tutti gli aspetti commerciali, e noi siamo stati i primi a chiudere, saremo gli ultimi a riaprire, eppure gli affitti li continuiamo e dobbiamo pagare. Quindi è su questi aspetti che abbiamo cercato di sensibilizzare anche il governo, oltre Sì, che tutto Daniela, l'aspetto didattico, oltre che tutto quello. Certo, so che siete nati alla fine di febbraio, quindi insomma in corsa emergenza, 7.600 strutture si sono aggregate, quindi insomma state facendo un lavoro di sensibilizzazione e anche di portare la voce di sì educatori, sì delle scuole, ma anche appunto di imprenditori di fatto, come stavi dicendo adesso tu, rispetto all'aspetto economico che è fondamentale anche per le famiglie stesse che si trovano senza struttura. Io passo la parola a Carlo proprio per chiedere anche lui le proposte da fare alla politica. Carlo, immagino tu hai una visione anche un pochino più ampia perché sei coordinatore della rete dal 2011, se non sbaglio. Quindi insomma rispetto a Daniela che si trova in una realtà anche nata in emergenza, perché di fatto insomma quando si parla di comitati parliamo sempre di realtà che si aggregano per emergenza, voi invece siete un'associazione che promuovete la cultura della conoscenza, della comprensione, no? Della condivisione, soprattutto dell'educazione cooperativa. Avete degli esempi a livello di educatori, dei maestri come Mario Lodi piuttosto che Don Lorenzo Milani. Quindi Carlo, alla politica, visto che si parla sempre di azioni politiche, cosa chiedete come rete? Chiediamo intanto che si parta da due premesse generali, che sono le premesse fondamentali della politica di questi tempi, senza le quali probabilmente sbagliamo strada subito. La prima ce l'ha mostrata la sanità. L'emergenza Covid ha mostrato all'universo mondo che la sanità deve essere pubblica. Senza una sanità pubblica di fortissimo radicamento e con investimenti importanti, un paese va a farsi friggere. Lo stesso discorso vale per l'istruzione e l'educazione. La scuola deve essere pubblica nel senso che la scuola è un bene comune, quindi bisogna un po' uscire da visioni per le quali esiste la scuola nazionalizzata, diciamo, e la scuola privatizzata. È un bene comune, quindi anche strutture come quelle rappresentate da Educhiamo sono un bene comune sul quale va considerato l'investimento non solo ideale ma anche economico. La seconda premessa generale è che l'educazione non ha limiti né di tempo né di spazio. L'educazione non è sinonimo di scuola. La scuola è una parte importantissima della vita di una persona, ma l'educazione comincia subito
le neuroscienze dicono addirittura nella pancia della mamma, e finisce quando finisce l'uomo o la donna che è stato bambino o bambina. Se queste due sono le premesse, le decisioni che noi vorremmo suggerire sono intanto di pensare a spazi ulteriori rispetto a quelli solitamente considerati scolastici. Le stanze di un asilo, le aule di una scuola dell'infanzia, le aule di una scuola primaria e così via. Noi abbiamo lanciato un appello l'11 di aprile, quindi un mese fa, che si chiama Una scuola speciale per tutte e per tutti, che ha raccolto notevoli adesioni, dicendo, per esempio, utilizziamo gli spazi all'aperto, non solo perché lo spazio all'aperto o l'outdoor education si porta bene di questi tempi o va di moda, ma perché lo spazio all'aperto è esattamente funzionale a molte delle cose che diceva Daniela prima relativamente al movimento, all'intelligenza emotiva e così via. Utilizziamo, ed è il secondo suggerimento che noi vorremmo dare, altri spazi tipo i musei, le gallerie d'arte, i teatri, i cinema, quando mai riapriranno. Io sono fra quelli che vivono in questo momento una grave crisi di astinenza dal punto di vista, perché i bambini e le bambine devono abituarsi a un ambiente in cui l'educazione è diffusa, non necessariamente rinchiusa fra quattro mura. Certamente questo dipende dalle condizioni meteorologiche e climatiche, dalle condizioni geografiche, dalle condizioni di sicurezza che vanno naturalmente rispettate e sottolineate, dagli organici, perché ci sarà anche un problema di strutturazione degli organici di insegnanti e di personale non docente e così via. La scuola fino ad oggi, negli ultimi anni, è stata considerata un costo. È ora di smetterla con questa mentalità, che è una mentalità profondamente sbagliata, che non ci porta se non in direzioni veramente disastrose, e la scuola e l'educazione devono essere considerate una risorsa, quindi con tutti gli investimenti del caso. Dove si trovano i soldi? Questo lo decide un governo, un Parlamento. Se io dovessi dare dei suggerimenti molto modesti, ma la modestia è un eufemismo, direi si fa una patrimoniale, come dice la Costituzione, cioè ciascuno contribuisce in base al suo reddito, e da vecchio obiettore di coscienza dico si tagliano le spese militari e si investe con qualche F-35 di meno su asili, scuole e così via. Carlo, anche il fatto che comunque la vostra, immagino la nascita della vostra rete parte da quella educazione cooperativa, no? Con una educazione comunque condivisa, non sicuramente frontale, passiva, che purtroppo la didattica a distanza fa un po' tornare indietro l'insegnante che parla e che insomma di fronte a uno schermo, quindi abbastanza impersonale. L'opportunità di una didattica all'aperto, come dicevi tu, Carlo, può essere secondo te fattibile pensando alle strutture che attualmente abbiamo in Italia, quindi senza andare a scomodare altri esempi fuori dall'Italia che ahimè sappiamo sono un po' lontani da quello che sta succedendo effettivamente in Italia, e se la didattica all'aperto potrebbe anche iniziare a giugno, visto che comunque abbiamo di fronte una stagione estiva, quindi si potrebbero già attivare delle prove rispetto a questa didattica. Il titolo di questo incontro che tu mi avevi proposto aveva la parola nuova tra virgolette, una nuova didattica, un'opportunità. Io credo che le virgolette siano molto opportune, perché in realtà stiamo parlando di qualcosa di nuovo fra molte virgolette, perché le radici pedagogiche e didattiche di questi argomenti sono veramente, affondano non dico nella notte nei tempi, ma quasi. Noi nasciamo da Mario Lodi,
ma abbiamo detto Don Milani, ma possiamo parlare di Maria Montessori, delle sorelle Agazzi, di mille altri pedagogisti, risalendo via via indietro, se qualcuno volesse, addirittura fino a Socrate. Queste esperienze sono già in atto da molti anni. La vicepresidente della nostra associazione, Francesca Leppori, sta a Roma e gestisce un asilo a Bosco Caffarella, in un parco di Roma. Quindi i bambini e le bambine fanno attività quasi costantemente all'aperto, ma non è un caso eccezionale, ce ne sono moltissimi da questo punto di vista. Anche in Italia un'idea, un luogo comune è che noi abbiamo i paesi del nord, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, che da decenni fanno la scuola all'aperto e sono avanzatissimi. Sicuramente sì, però non c'è bisogno di enormi, non c'è necessità automatica di enormi boschi di conifere per portare i bambini all'aperto. Noi abbiamo conoscenza di esperienze di scuola all'aperto in scuole dell'infanzia di Torino assolutamente orribili dal punto di vista della struttura architettonica, perché purtroppo Maria Lodi lo diceva, scuole, ospedali e carceri spesso sono costruite con la stessa concezione architettonica, con cortili di cemento fuori, con magari neanche un albero, dove le insegnanti lavorano, ad esempio, con le pozzanghere e con le nuvole per far fare attività ai bambini e alle bambine, quindi con elementi che sono assolutamente naturali, lì non c'è neanche bisogno di acquistare particolari attrezzature. Io ho visto con orrore qualche anno fa una scuola primaria nel Veneto in cui hanno foderato gli alberi con la gomma a piuma per non far grattugiare le ginocchia ai bambini e alle bambine. Credo che questa sia una concezione profondamente sbagliata della sicurezza, un po' da psichiatria, secondo me, nel senso che penso che nessuno di noi, visto che siamo qua che ci parliamo, abbia avuto esperienze disastrose nell'essersi grattugiato un po' un ginocchio contro la corteccia di un albero. Qui bisogna, da un lato, che le normative sulla sicurezza siano fatte col buon senso e non con la paura di non poter neanche respirare perché altrimenti ci si contagia. Dall'altra parte che i genitori, perché da questo punto di vista è fondamentale l'alleanza educativa, siano in grado di, come dire, contenere un po' le proprie ansie e immaginare che se il proprio figlio va o figlia va in un prato e si grattugia un po' il ginocchio, tornerà comunque più contento per non essere stato chiuso fra quattro mura tutto il giorno. Certo. Intanto sento presenze vicino a te. Io i due confinati insieme me, che uno ha 12 anni con l'altro 5, quindi... Certo, allora anche come genitori, perché appunto sia Carlo che Daniela sono genitori, cosa vi augurate per questo immediato futuro, anche nella gestione ovviamente delle vostre attività di coordinatori di associazioni piuttosto che di comitati? Quindi anche come genitori, qual è il vostro augurio o comunque la progettazione di una nuova organizzazione familiare di fatto? Daniela, se mi hai sentito, se vuoi rispondere. Non vi sento. Ok, allora ripasso la parola a Carlo, poi vediamo se riusciamo a riconnettere Daniela. Carlo, poi stiamo andando alla fine della nostra mezz'ora, quindi insomma se mi vuoi dare un'ultima battuta anche in veste di genitore, visto che abbiamo sentito i tuoi figli, ma anche rispetto a un augurio per questa fase che finalmente vedrà le persone appunto di cui abbiamo parlato oggi, i bambini un po' più protagonisti di questa fase, un po' meno stretta e stringente. Sì, io credo che sia fondamentale e deve essere uno sforzo che facciamo tutti, il legislatore
il decisore politico e le persone comuni come noi, provare a riequilibrare un po' i ritmi quotidiani, perché i ritmi quotidiani sono completamente saltati. La routine di cui parlava Daniela poco fa si è frantumata contro questo mostro che ha invaso tutto il pianeta. I bambini dormono ore stranissime, mangiano ore stranissime, e questo pian piano deve essere uno sforzo di riequilibrio un po' per tutti, perché è veramente tanto faticoso. Credo che non bisogna fare l'errore di pensare che questa fase sia transitoria e accidentale, perché le modifiche che ha portato saranno di lunga durata. Intanto perché stiamo facendo tutti quanti in questi giorni e in questi aggiornamenti un po' i conti senza l'oste, nel senso che anche non sappiamo, anche se ovviamente ci auguriamo tutto il meglio possibile. Se qualcuno di noi usciva con il viso mascherato al di fuori del carnevale, questa cosa veniva considerata reato. Adesso è reato il contrario, cioè è reato uscire non mascherati, quindi si è proprio invertito completamente l'abitudine che avevamo prima. Per cui bisogna pensare a una situazione di lunga durata nella quale le decisioni dovranno essere prese con lungimiranza, non solo sull'emergenza, quindi anche per quanto riguarda le scuole, per esempio ristrutturazione degli spazi, messa in sicurezza. Già prima del coronavirus il 70% delle scuole norma dal punto di vista della sicurezza. Gli investimenti vanno fatti anche lì, altrimenti se l'alternativa, e chiudo con questo, è quella proposta qualche giorno fa dalla ministra Azzolina di, parliamo di scuola primaria in su, mandare metà classe a scuola e tenere metà classe collegata con il computer da casa, credo che sia un'alternativa assolutamente impraticabile, proprio nella quotidianità, sia per gli insegnanti che per le famiglie. Chi sta a casa con i bambini? Una delle mie preoccupazioni è che stiano a casa o siano costrette a stare a casa, soprattutto le donne, perché la cultura di lunga e profonda durata che abbiamo tutti, ahimè, è questa, perché il ruolo di cura è affidato alla parte femminile, facendo tornare indietro la condizione delle donne di molti decenni. Questo è, io ho una figlia molto grande rispetto ai 2 bambini, ma sarebbe una regressione assolutamente inauspicabile. Quindi speriamo di andare in direzione opposta. Certo Carlo, tra l'altro è arrivato un commento dai nostri lettori, in questo caso ascoltatori. Francesca Lepori dice: se siamo stati in grado di fare una didattica a distanza per 3 mesi, possiamo con semplicità pensare che sia possibile fare educazione all'aperto. Speriamo insomma che sia veramente così. Dobbiamo comunque trovare un modo. E come dicevamo prima, quel "nuovo" tra virgolette deve diventare per forza di cosa una strada, perché altrimenti si torna davvero troppo indietro. Io, Carlo, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Daniela Piazza, ahimè, ha avuto un po' di problemi di collegamento, quindi la saluterò più tardi. Ehm, quindi Carlo, a presto, vediamo se recuperiamo Daniela per un saluto finale. Vediamo. Daniela, ti salutiamo. Ci dispiace non se vuoi dare un'ultima battuta tu, se ci riesci. Sì, spero fortemente che si ritorni, non dico alla normalità, ma che ci siano le basi per poter ricominciare in un qualche modo. Mi dispiace di non aver seguito bene Carlo, perché ero molto interessata, andrò a riascoltarmi attentamente dopo l'intervista, perché ho un ritorno
dell'audio un po' antipatico. Però sì, insomma, in un modo o nell'altro la volontà di ritornare a scuola che intendevo prima era proprio quella, indipendentemente dal contesto, ma che si ritorni a far sì che i bimbi vivano, la propria vita e con coetanei, con maestre, con l'ambiente, con la natura, con tutto quello che fa bene al cuore, all'anima e soprattutto anche alla mente. Questo è quello che io spero. E quindi lo spero anche Gra per le mie figlie. Infatti, grazie infinite Daniela Piazza del Comitato Educhiamo e Carlo Ridolfi per il vostro aiuto nel ragionare su questi temi e sicuramente ci ritroveremo magari anche tra le pagine di Eraldo, quindi grazie ancora. Grazie a voi. Arrivederci. Io do appuntamento ai nostri ascoltatori e lettori a domani, giovedì 14 maggio, alle 18:31. Questa volta abbiamo un cambiato orario, quindi visto che molti stanno tornando al lavoro, cambiamo anche noi fascia oraria e parleremo con i nostri corrispondenti all'estero per trovare ovviamente vicinanza, ma anche punti, insomma simili oppure no, su questo momento di emergenza sanitaria globale. Quindi avremo i nostri corrispondenti da, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, se non sbaglio, e vi diamo appuntamento domani alle 18:31, sempre sulle pagine Facebook e YouTube di Eraldo. Buona continuazione.